A un anno si fa il punto di quello che è stato fatto e delle sfide che dobbiamo affrontare, senza filtri, senza inganni. Dopo la cena tricolore una settimana fa a Ponte di Piave, stati generali di Fratelli d'Italia a Monastier, un anno dopo le elezioni politiche che hanno decretato quello di Giorgia Meloni, primo partito. Si vada oltre il tema migranti, invoca il coordinatore regionale De Carlo, elencando quel che il governo ha fatto in tema di lavoro ed equità sociale, a partire dall'abolizione del reddito di cittadinanza. Ministri in collegamento da Roma, parlamentari, amministratori regionali, sindaci, ci si riunisce e ci si conta. Le prossime sfide sono amministrative, europee e regionali. Per la presidenza del Veneto De Carlo non avanza pretese, ma nel caso ci sia da fare un nome abbiamo le carte in regola, dice. Prima ci dedichiamo alle europee e poi ci dedicheremo a vedere se abbiamo le condizioni per poterle fare nell'interesse dei veneti, mica nell'interesse nostro personale. Noi abbiamo sempre delle persone che secondo noi possono ricoprire dei ruoli importanti, quindi sia a livello locale quando abbiamo le candidature dei sindaci, a livello anche regionale, se dovessimo anche dare un'indicazione di un candidato alla regione, sono certo che non avremo un problema, anzi il problema potrebbe essere tra quanti dobbiamo scegliere. L'assemblea si apre con il minuto di silenzio per la scomparsa del presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, circostanza questa che di lì a pochi minuti costringe a stravolgere il programma della 2 giorni di Monastier. In concomitanza con l'apertura della Camera Ardente per l'ex presidente emerito Napolitano, noi abbiamo rinviato tutte le manifestazioni in programma per domani, compreso l'intervento di Giorgia Meloni. Credo sia un atto doveroso e che manifesta ancora una volta il grande rispetto che abbiamo noi e che abbiamo sempre mantenuto per le istituzioni. Il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, si collega da Roma, in platea vecchi e nuovi militanti e il volto che non ti aspetti, quello dell'ex senatore leghista Massimo Candura, passato a Fratelli d'Italia a causa delle incertezze del Carroccio sulla posizione italiana in seno alla NATO, di fatto l'ennesimo leghista che se ne va. È una scelta estremamente personale. Io ho già spiegato per me e posso spiegarla solo esclusivamente per la mia persona. Altri hanno fatto la scelta di andare altrove, di rimanere in Lega, non lo so, bisognerà chiederlo a ciascuno di loro.